Quel giorno passavamo di qua, venendo da Asiago, quindi ci siamo fermati davanti alla campana che ci ha letteralmente rapito, questo piccolo campanile di pietra senza la chiesetta e con un panorama dietro incredibile, vedi tutta la pianura, vedi anche Venezia. Ci siamo fermati e ci siamo girati e c'era il cartello Vendesi, proprio su questo stabile piccolino, diverso dagli altri, non una casa rurale ma un aspetto un po' liberty. E c'era una scritta un po' sbiadita, Uola. E allora ho chiesto subito alle persone del posto cos'era questo posto. Mi hanno detto una scuola. Sono entrata nel cortile, era tutto aperto. Ci siamo seduti un attimo su una panchina che era lì. Abbiamo guardato 10 minuti e ho detto questo è il posto giusto. Abbiamo deciso di aprire quello che insomma sognavamo di fare da tempo, un bed and breakfast, una guest house, un luogo di accoglienza. E l'idea di utilizzare il tema della scuola non è venuto subito, è stato un pensiero a cui siamo arrivati un po' ragionando. Tutti abbiamo dei ricordi di scuola, e donne, uomini, bambini di oggi che non hanno conosciuto scuole così belle, così vecchie, di pietra, e bambini di una volta che invece hanno una certa età e che ritrovano i loro ricordi, per cui è stato un po' questo il ragionamento. Abbiamo voluto far rivivere a tutti questi ricordi e funziona. Qui dentro ci siamo accorti che si torna bambini, tutti.